Buongiorno, siamo ritornati in studio, seconda parte di 7 in punto, parliamo di politica e lo facciamo con il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Prima domanda, lei non è certo un volto nuovo della Regione Veneto, però ha fatto un cambio di ruolo abbastanza significativo dalla Giunta, dove faceva l'assessore al bilancio, era colui croce delizia, no? Del resto degli assessori, perché un po' chiudeva la borsa, un po' l'apriva, adesso è passato a fare la presidenza del Consiglio Veneto. Sempre ruoli di, come dire, di coordinamento, di dirigenza in qualche modo. Sicuramente il ruolo è molto diverso a prima, prima ero anche, diciamo, veramente inviso a qualche collega, però per fortuna se i conti della Regione Veneto comunque hanno retto anche in anni non semplici, perché si è fatto comunque un buon lavoro di squadra e io ho avuto da parte di Presidente Zaia appunto anche l'incarico di coordinarlo. Adesso sto passando appunto dall'altra parte del canale, coordinando invece l'attività legislativa della Regione, compito anche questo delicato perché le leggi che facciamo poi hanno una ricaduta diretta sui cittadini del Veneto, e forse anche il ruolo del legislatore regionale è bello perché riesce a vedere veramente l'azione che viene messa in moto dalla legge che fai, però aveva bisogno anche appunto il Consiglio di un cambio di passo rispetto alla legislatura precedente, che ha avuto sicuramente dei grossi problemi in Consiglio regionale. E devo dire che appunto almeno questo inizio di legislatura mi sta dando delle grandi soddisfazioni, anche perché abbiamo messo in moto una serie di leggi con un cronoprogramma che stiamo anche rispettando e che stiamo vedendo anche con lavori in aula molto più concreti rispetto a qualche anno fa, i risultati che vengono portati appunto al voto e con la legge approvata in tempi certi, in tempi ragionevoli, in molti casi in tempi anche iperveloci rispetto alla portata di alcune norme, quindi questo fa anche piacere. E devo dire, cronoprogramma che, mi scusi se sì, la interrompo, che riuscite in qualche modo a seguire, anche un po' agevolati, credo, dal fatto che ci sia una maggioranza compatta, no? Monocolore. Oppure anche l'opposizione si comporta meglio, perché anche l'opposizione, no, è stata fondamentalmente rinnovata, credo che i consiglieri l'80% siano volti nuovi, se non anche una maggioranza più consistente di facce nuove, e magari c'è meno ostruzionismo con emendamenti a valanga? Lo stavo dicendo, infatti, trovo che veramente in Consiglio, e parlo sia di maggioranza che di minoranza, c'è un clima che vedo positivo, costruttivo. Probabilmente, come diceva lei, il fatto di avere una maggioranza che è maggioranza, non è un monocolore, perché appunto... È un verde chiaro, verde scuro? A parte appunto Lega, Lista, Zaia, che sono comunque un conglomerato ben assestato. Poi c'è un po' un azzurrino. Ci sono appunto 3 consiglieri di Forza Italia, Fratelli d'Italia con un consigliere, anche il Movimento Indipendente, che sono 5 consiglieri che su 28 fanno la differenza e potrebbero comportare anche appunto magari qualche problema. E invece stiamo vedendo che appunto anche con gli alleati il ritmo di lavoro, gli obiettivi tengono, quindi non c'è da parte delle minoranze la possibilità di scalfire in questo momento, come è giusto che sia e come dovrebbe essere normalmente, scalfire appunto il programma presentato dagli elettori e quindi le cose che stiamo facendo. Però, dicevo, sto trovando anche dalle opposizioni un atteggiamento costruttivo, una modalità di organizzare i lavori mi pare abbastanza condivisa, e quindi questo è un clima che penso faccia bene al Veneto, perché la contrapposizione sterili o le ore perse a parlare del nulla, come è successo, bilancio, no? Dell'anno scorso. Non solo quello purtroppo, ma anche quello che mi vedeva sicuramente attore non secondario a subire. È stato votato tipo 3 giorni prima della nuova elezione, o ricordo male? No, è un po' prima, però appunto quello che è avvenuto nell'ultimo bilancio penso sia veramente quello che non dovrebbe mai accadere in una legge regionale, e soprattutto in una legge che poi ha risvolti di carattere finanziario. Ripeto,
in questo momento il clima è buono, lo dobbiamo a tutti i consiglieri, lo dobbiamo sicuramente a una maggioranza coesa che sta guardando alle cose utili per il Veneto, ripeto, però anche a un'opposizione che sta, se serve, criticando, ma anche contribuendo a migliorare magari qualche testo di legge, quindi la cosa è positiva. Magari è una domanda banale, ma che cosa fa il Presidente del Consiglio? No? Qual è il ruolo? Perché uno dice sì, vabbè, fa lì, dichiara aperta la seduta, mettiamo al voto questo, sembra un ruolo molto formale. In realtà deve avere un ruolo anche super partes, al di là dell'appartenenza politica. Infatti io in molti casi divento arbitro di situazioni e di questioni che riguardano appunto l'attività della Regione, l'attività del Consiglio, quindi un ruolo è abbastanza delicato, ma insomma che fino ad oggi mi pare di gestire in maniera abbastanza così discreta. Però quello che vedete voi normalmente, appunto il lavoro del Consiglio o delle commissioni, ha alle spalle un lavoro preparatorio che vede gli uffici verificare la bontà e la anche correttezza dei testi di legge, le commissioni che devono analizzarlo per competenza. Abbiamo anche dei ruoli, anche in questo caso magari non proprio conosciutissimi, come il servizio ispettivo che è Quindi ha un ruolo di sollecito e anche di mantenere i tempi da rispettare, sì, ecco, ma da pungolo. A parte appunto l'attività vera e propria del Consiglio e della legge, ad esempio il servizio ispettivo che viene attivato ad esempio nel settore sanità e sociale per cose delicate, e le abbiamo viste in molti casi, molte altre sono in corso, oppure anche la gestione del Corecom, che è il coordinamento, il Comitato per il controllo della comunicazione, e che oggi ha anche in carico di dirimere le vertenze fra utenti e società telefoniche, sono migliaia. Quindi sono cose, tra virgolette, anche delicate che normalmente non si pensa facciano parte della Regione o del Consiglio, che invece gestiamo in maniera abbastanza buona, direi. Ovviamente in Consiglio regionale si fanno le leggi e mai come in questo periodo la legge, perché sia un atto pratico e utile ai cittadini, deve fare i conti con la mancanza di soldi, perché poi è facile legiferare quando ci sono i soldi in cassa, si possono fare tante cose, quando non ci sono diventa più difficile. Quanto la sua esperienza di assessore al bilancio le dà anche la lungimiranza di vedere provvedimenti che possono essere fattibili e provvedimenti invece che sono tanto belli sulla carta ma diventano poi una presa in giro, no? se non sono foraggiabili. Hai pienamente colto il problema, infatti anche quando vedo iniziative legislative di qualche consigliere mi permetto di dare anche qualche diciamo così dritta, perché mirare magari a cifre o a volumi finanziari troppo ambiziosi in questo momento sarebbe come prendere in giro i cittadini, quindi sto anche dando dei consigli a qualcuno per ritarare magari qualche iniziativa o qualche provvedimento. Sicuramente in questo momento e specialmente negli ultimi 3 anni come Regione, ma anche come autonomie locali intesi province e regioni, abbiamo fatto un'opera di contenimento della spesa direi incredibile. Fino ad oggi come Regione siamo anche riusciti a mantenere un livello, una qualità e quantità di servizi che comunque come cittadini vedi ci aspettiamo. Fino ad oggi perché secondo lei sono a rischio alcuni servizi? Adesso mi faccio portavoce del mantra del governatore, la sanità, no? Il taglio dell'aumento dei trasferimenti comprometterà la gestione poi del bilancio di tutta la regione, perché sappiamo insomma la sanità è il 70-80%. Io le faccio 2 esempi. La sanità con questo governo, non altri, questo governo nel settembre 2013 si firma un patto per la salute che prevede certi livelli di prestazioni, prevedeva anche i costi standard sinceramente, prevede una qualità di servizi e prevede un incremento di spesa proprio perché vengono in teoria aumentati certi livelli di prestazioni ILEA. Su questo punto, il patto della salute, torniamo subito dopo la pubblicità che è necessaria per noi. Torniamo tra un paio di minuti, grazie.
Siamo tornati in studio, con noi Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto. Parliamo di legge di stabilità della Regione Veneto che quando arriva ottobre-novembre la legge di stabilità è una mannaia sia a livello del governo nazionale sia a livello del governo regionale. Voce salute, voce sanità, la principale di ogni bilancio regionale, e quindi è lì che si fa un po' il conto di tutta l'attività della regione. Lei stava parlando di un patto della salute che in qualità di assessore al bilancio, insomma, era stato protagonista, no, di questo patto della salute, sì, con il governo, certo, con il governo e tutti gli altri assessori delle regioni. Sì, perché appunto avevamo sottoscritto un patto con questo governo nel settembre 2013 e questo ci doveva permettere di migliorare certi servizi, qualificare certi LEA, livelli essenziali di assistenza, cioè quelli ai quali non si può andare sotto per dare una corretta assistenza ai cittadini. Dovevano esserci anche come applicazioni i costi standard, purtroppo, cioè per fortuna c'erano scritti, purtroppo non vengono applicati, e soprattutto c'era previsto una serie di finanziamenti che andavano a coprire questi livelli essenziali di assistenza. Purtroppo quello che è accaduto lo scorso anno e quello che sta accadendo quest'anno metteranno in grave difficoltà il livello di qualità dei servizi. Io posso capire che qualcuno... Però c'è un taglio sugli aumenti, bisogna anche spiegarlo, non sì, è che c'è un taglio sul meno soldi dell'anno scorso, era previsto un incremento legato a delle necessità che certo, ogni regione di invecchiamento della popolazione, c'è un taglio sugli aumenti, ma del resto... Del resto però, se ad esempio fino a 2 anni fa i farmaci per l'epatite, per certi tipi di malattia avevano un capitolo nazionale, il capitolo nazionale viene tagliato e viene scaricato sulle regioni. Ad esempio lo scorso anno solo 500 milioni di questi nuovi farmaci, 500 milioni in più da mettere nei propri bilanci. Non è che si possa fare spending review sulla pelle dei cittadini spostando da una parte le cose che deve fare qualcun altro. Quindi è questo che non mi piace. Il gioco delle 3 carte è una cosa che, specialmente quando si parla di soldi pubblici e di servizi ai cittadini, è sgradevolissimo. Un altro esempio che posso fare è quello delle province. La legge Delrio doveva cancellare le province. Le province ci sono ancora, le cose da fare ci sono ancora, i soldi dello Stato per le province non ci sono più, anzi prende fiscalità delle province, l'IPT, per portarla a Roma, e i servizi chi li fa? Un esempio, quello più anche spiacevole che è successo, i disabili sensoriali, una cosa che storicamente dalle province, io ho fatto il consigliere provinciale nel 97 e non capivo perché le province seguissero appunto i sordi e i ciechi. È una cosa che le province hanno sempre fatto, viene cancellata a livello nazionale e viene scaricata sulle regioni, perché non si possono lasciare queste persone senza appunto un servizio ormai per loro essenziale. Questo ci costa 13 milioni. Proprio in queste ore leggevo di una DDL, no, in commissione proprio della regione, proprio per cercare di ovviare al riordino delle province. Che cosa comportano? Perché si stanno studiando questi grandi progetti di legge che sono in lavoro in commissione e poi arriveranno in dibattito in aula. Il 27 in aula. Ecco, questo sulle province che cosa prevede? Prevede che come regione spenderemo 41 milioni di euro in più, quindi le province non è che non costano. E dove ne andate a prendere questi 41 milioni? Li andiamo a prendere dal bilancio regionale, quindi dovremo diminuire tutti gli altri capitoli, quindi meno cultura, meno sociale, meno attività per la promozione del turismo, per pagare le province, perché qualcuno dice di averle cancellate, invece non le ha cancellate e ha trasferito questi costi alle regioni. Ripeto, quello più eclatante, che è, secondo me è più spiacevole, è quando ci si dimentica di persone che hanno bisogno, che hanno delle disabilità, si chiamano disabili sensoriali, vengono dimenticati e la regione se ne fa carico, come è giusto che sia, però ripeto, tutto questo ci costa 41 milioni di euro all'anno e andrà a ridurre l'attività della regione e comprimerla in maniera ancora più clamorosa rispetto agli ultimi anni, portando certe cose, cultura, turismo, sociale, ancora in maniera più ristretta, con purtroppo meno servizi ai cittadini e alle imprese. La città metropolitana come la vede? La città metropolitana... che questa viene finanziata comunque, no? Beh, che venga finanziata... L'Europa non c'entra? No, l'Europa non c'entra, i fondi che saranno destinati alle città metropolitane
comunque sono fondi comunitari, non possono essere dati a pioggia ma vanno dati per progetti, si chiama aree interne e aree urbane come capitolo di spesa dei fondi comunitari a gestione nazionale, quindi ci saranno dei progetti. Io però mi auguro che questi 42 milioni che sono spalmati in 6 anni, quindi non sono 42 milioni all'anno. No, perché sennò vi avanzava 1 milione. Guardi che in questi casi gli avanzi purtroppo non ci sono mai. Mi auguro non vengano spesi solo per pagare stipendi, perché in teoria questi fondi sono destinati a fare nuovi progetti ed è questo che chiede la Commissione europea, perché se in Italia ci limitiamo a pagare stipendi ai dipendenti penso che la comunità prima o poi solleverà il cartellino giallo prima di ammonizione, prima di bloccare questi fondi. Ripeto, queste cose qualcuno pensa di usare dei vasi comunicanti che invece non sono tali, i fondi comunitari vanno usati per progetti. Torniamo alla necessità di tagliare dei capitoli di spesa della Regione Veneto. Lei parlava appunto anche per recuperare questi 41 milioni per le province, taglio al sociale, taglio alla cultura, taglio al turismo. Parliamo subito di sociale, che è strettamente interconnesso con un altro progetto, un'altra proposta di legge che è un po' anche il patto fatto con i veneti di questo nuovo governo regionale dell'azienda zero, cioè la riforma sanitaria. Una riforma sanitaria che prevede la riduzione delle aziende sanitarie a 7 per provincia più le 2 aziende lo IOV e prevede sopra a queste 10 alla fine una azienda zero che dovrebbe gestire un po' tutto. Al di là del PDL 23 nato probabilmente in maniera forse troppo netta, troppo non delineata, adesso però state recependo, si dice che stanno recependo in commissione le modifiche perché c'è stata una sollevazione popolare. Era stato eliminato la figura del direttore sociale, adesso sarà reintegrata. Che rischio c'è in questa, innanzitutto nell'accentrare il potere, anche un altro elemento che non sembrava chiaro nel PDL 23 è quello che la programmazione rimane in capo al Consiglio e alla Giunta, cioè che, da un punto di vista proprio della spending review, un'azienda zero è un'undicesima azienda o che economia di scala può garantire? E soprattutto il sociale rischia di essere spazzato via e anche andando a negare quella che è un po' la concezione del piano sociosanitario? E nel territorio bisogna costruire le strutture. Il sistema veneto è socio-sanitario e questa è una cosa che ha sempre qualificato il sistema veneto, quindi il direttore sociale all'inizio forse è stata una svista, viene assolutamente reintrodotto, anche perché è il front office, è il dirigente con i quali i comuni hanno rapporto costante e continuo e appunto siccome per fortuna in Veneto i comuni funzionano, noi vogliamo mantenere questa operatività e questa attività fatta di concerto con i comuni. L'azienda zero, come è stata prevista e concepita in legge, e il suo obiettivo, tra l'altro, percorre anche delle linee guida date a livello nazionale di creare delle centrali di acquisto, perché in Veneto sicuramente non ci sono i problemi che ci sono fra Veneto e Calabria, cioè la siringa che da noi costa 4 centesimi e in Calabria ne costa 25, in Veneto il range è tra 3,5 e 4,5, 5. Quindi l'azienda zero è in costi standard un po' alla fine? L'azienda zero serve a far sì che la contrattazione che avviene con il fornitore possa avvenire su volumi e con una capacità anche, chiamiamola appunto, di importi, che veda chi vince questo tipo di gara, fornitura, prestazione di servizio, lo possa fare su una scala magari più larga rispetto a quella della singola ASL e quindi su questo spuntare prezzi migliori, spuntare e avere una qualità del servizio anche che va da Sappada a Occhiobello. Quindi non sarà al minimo ribasso, al massimo ribasso nelle gare d'appalti, perché poi c'è il rischio del monopolio, no? Da parte di grandi magari aziende. Le gare che facciamo in Regione Veneto, anche con il know-how che abbiamo all'interno, con personale veramente preparato e che ci viene invidiato a livello nazionale, le qualifiche che vengono chieste per un fornitore prima di accedere a una gara e la qualità del servizio che deve dare è sempre
certificato. Assolutamente di massima qualità, e quindi su questo io non mi sento di avere grandi paure che appunto avere maggiori volumi comporti una diminuzione di qualità, mentre questa azienda fa il lavoro, chiamiamolo, di approvvigionamento e di versare sul territorio appunto queste forniture, questi servizi. Chi resterà nelle ULSS provinciali dovrà invece dedicarsi esclusivamente all'aspetto operativo della sanità. Quindi viene accentrata la funzione burocratica amministrativa dei contenziosi, delle gare d'appalto, eccetera, eccetera? Certamente, viene spostata a un livello superiore, appunto quelle cose che normalmente fanno anche perdere magari attenzione, tempo e visione al direttore, che invece deve applicare e salvaguardare e migliorare, se possibile, la qualità dei servizi all'utente. Torniamo subito dopo la pubblicità, continuiamo appunto a fare un viaggio dentro questa nuova regione Veneto. A tra pochissimo. Siamo tornati in studio con noi Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto. Quando si avvicina l'autunno, per ogni governo, sia locale che nazionale, c'è lo scotto della legge di stabilità, cioè programmare i servizi con soldi che sono sempre meno. Si parlava di questo grande progetto della riforma sanitaria che c'è in Veneto, che sarebbe l'applicazione pratica poi delle linee direttive del piano sociosanitario. Questa azienda zero, qualcuno l'ha definito, l'opposizione, un grande Moloch, addirittura l'affidamento ad un'unica persona. Abbiamo capito, abbiamo sviscerato che forse è stato scritto questo PDL 23 in maniera un po' così rapida ancora a giugno. Adesso si stanno indirizzando le linee per cui viene mantenuta questa risorsa del territorio, anche perché del sociale. E lei parlava di centrale unica operativa. Centrale unica per gli acquisti, questo è il termine, diciamo, Che risparmio corretto. può produrre? Lei che appunto con i conti ha avuto a che fare, quindi ha avuto anche insomma da dire qualcosa all'assessore Coletto quando gestiva, cioè no, voglio dire, che tipo, no, ma l'azienda zero, sì. Che risparmi può portare, e magari risparmi che possono essere reinvestiti in quelle voci che lei diceva dei disabili, del sociale, piuttosto che della medicina del territorio. Obiettivo, cioè noi ci stiamo, premesso che già abbiamo una sanità che come livello di costo e livello di prestazioni ce la contendiamo sempre noi Lombardia come qualità dei servizi e il rapporto costo-efficacia della prestazione, siamo sempre noi Lombardia e Veneto che appunto ci contendiamo ogni anno. L'Emilia Romagna no? Devo dire che l'Emilia Romagna è leggermente indietro. No, ma l'Emilia Romagna è una situazione abbastanza simile alla nostra. Tra l'altro anche loro stanno facendo un percorso uguale identico al nostro, quindi anche i compagni del centro. Anche in Toscana, se non sbaglio. In Toscana l'hanno già fatta, quindi hanno provato 3, adesso ne stanno pensando ad una, no? Infatti, centrale, perché i 3 non... Infatti, parlo proprio di centrale unica d'acquisto. Siccome è anche bello, magari è una cosa che i colleghi di opposizione purtroppo non hanno come esperienza, ma noi abbiamo il contatto, io sia col mio collega presidente del Consiglio toscano oppure col mio ex collega del bilancio della Toscana, che sono stati riconfermati, e con il quale ci sentiamo comunque, insomma l'amicizia è nata e anche il rapporto di collaborazione è nato, e noi ci confrontiamo e vediamo che le cose che stiamo facendo sono più o meno simili, però purtroppo appunto chi siede nei banchi di opposizione non magari vede il panorama nazionale come si sta muovendo. Però ripeto, queste regioni, quindi noi, la Lombardia ha appena fatto un riordino della sanità con un nuovo piano sanitario, anzi piano sociosanitario cogliendo le cose positive della Regione Veneto. Che voi rischiavate di buttare via. Non è stata una svista e quindi vi assicuro che il direttore del sociale ci sarà ancora. Però ripeto, quello che noi facciamo è appunto per rendere ancora più performante la spesa pubblica,
dico una cosa che dicevo sempre, ma la ripeto anche adesso, i soldi pubblici vanno sempre spesi bene, ma quando sono pochi vanno spesi ancora meglio, ed è quello che stiamo facendo, proprio per riuscire a far sì che i tagli che ci vengono fatti vengano in parte recuperati da un miglioramento dell'efficienza a livello locale. E quindi noi vogliamo come obiettivo continuare a mantenere i servizi ai cittadini come siamo abituati ad averli in Veneto, come non capita in tutta Italia, visto che abbiamo quasi ogni anno 90 milioni di euro di prestazioni che facciamo per cittadini che vengono a curarsi da altre regioni, e che invece come Regione Veneto vogliamo continuare a mantenere. Entro anche un po' in polemica col ministro. La lista dei 203 farmaci? No, a parte la lista, quello che la Lorenzin ha detto qualche giorno fa, che è stata una... che dare la sanità alle regioni è stata un po' Ha usato un aggettivo che non mi piace riutilizzare, ma lasciamo stare. Per fortuna la sanità a livello nazionale di media, e la media è fatta da grandi eccellenze e da qualche cosa che non funziona purtroppo in realtà, che ben conosciamo, è riconosciuta a livello internazionale come un'ottima sanità, anzi l'OSCE ci dà il secondo, terzo posto a livello mondiale come qualità della sanità. Quindi ricentralizzare tutto a Roma, ma il ministro Lorenzin dovrebbe sapere che questa delega è parziale dagli anni 75, è totale dall'anno 94, è una sanità che purtroppo per lei e per fortuna per noi funziona. Quindi questo disegno di ricentralizzare tutto a Roma, si immagini lei... sarebbe una negazione del titolo quinto della Costituzione? Assolutamente sì, peraltro non toccato e non modificato anche dall'ultima riforma fatta e votata dal governo in cui c'è anche Lorenzin. Forse intendeva l'applicazione poi dei costi standard, perché poi i costi standard diventano, se vogliamo... I costi standard almeno 3 regioni li stanno chiedendo continuamente. Sì, ma è un modo veramente per centralizzarli. È lei che non vuole applicarli. Cioè, se vogliamo fare una sanità centralizzata si applica il costo standard ed è una... Ricentralizzare tutto a Roma sarebbe appunto invece abbassare la qualità dei servizi a cui noi siamo abituati, con qualche magari direttore nominato dal Ministero che non conosce la realtà in cui va a operare. Quindi quello che noi stiamo tentando di fare è appunto migliorare l'efficienza della Regione, in particolare in questo caso della sanità, perché i risparmi che facciamo possano essere riversati nel servizio ai cittadini. Qualcuno potrebbe dire, io approfitto sempre delle sue conoscenze, chiamiamole così, matematiche economiche, azienda zero va bene, mi riduci da 21 a 7 più 3, 10, ne costruisci un'altra, ha dei costi l'azienda zero, perché, e soprattutto che risparmio può produrre, risparmio da riconvertire? Ha ragione, non ti ho risposto alla domanda. Il risparmio che produrrà questa nuova applicazione a regime di questa nuova organizzazione va attorno ai 400-500 milioni di euro, quindi una cosa anche consistente in un bilancio di 8 miliardi e mezzo di euro. E il costo di gestione dell'azienda zero? Il personale amministrativo che adesso opera nell'ULSS e che fa contenzioso legale, che fa amministrazione, che fa gare d'appalto, dalla ULSS va portato all'interno dell'azienda zero, che non sarà un luogo fisico tutto a Venezia o tutto a Padova, avrà comunque delle ramificazioni territoriali, perché chi fa le gare, chi fa i servizi dovrà poi anche vigilare sulla qualità della fornitura o del servizio che viene fatto. Questo direttore generale, come mi pare un comitato scientifico che, con una specie di consiglio di amministrazione, comunque non farà altro che applicare le disposizioni di giunta e consiglio? Certamente, perché comunque il livello decisionale, il livello comunque anche di ispezione, ricordo noi abbiamo un servizio ispettivo che su sanità e sociale sta funzionando molto bene, rimarrà in capo alla Giunta per le sue competenze e al Consiglio per quelle generali di programmazione e di anche applicazione del piano sociosanitario. Questo per quanto riguarda la sanità. Ci sono altri capitoli che però sono importanti per la nostra regione, che voi dovrete necessariamente andare a limare: cultura e turismo. Cioè, forse si è capito
che la cultura può avere un valore economico non indifferente. L'avete capito anche voi della Lega Nord, mi perdoni. Questa è una battutaccia che assolutamente respingo, ovviamente. Certamente. Però il significato del abbinare alle soluzioni turistiche che devono essere integrate a eventi, avvenimenti, perché poi cultura è anche identità di un territorio, e questo è sempre stato un vostro must, vede come adesso vi rivaluto. Grazie infinite. Ecco, ti parlo da ex assessore ai fondi comunitari. Da qui rispetto alla vecchia programmazione 2007-2013, una parte nuova e importante anche dei fondi in più che abbiamo avuto, perché siamo stati bravi a spendere quelli vecchi. Abbiamo presentato anche buoni progetti, poi abbiamo anche sinceramente ben lavorato quando è stato il momento di mettere dei parametri che erano premianti per noi, per la Lombardia. È stata anche potenziata, no, questa compagine, certo. proprio è uno dei punti basilari, cercare di individuare maggiormente i fondi europei, è anche uno degli obiettivi, no, del nuovo governo. A parte i fondi europei, chiamiamoli la gestione diretta, quelli che peschiamo a Bruxelles, i fondi di sviluppo regionale, siano essi quelli dell'agricoltura o quelli strutturali, hanno avuto un incremento, direi, buono, qualcuno ha detto clamoroso, ma io direi buono rispetto alla vecchia programmazione. E per quanto riguarda i fondi strutturali abbiamo destinato 55 milioni di euro che non c'erano precedentemente proprio alle attività turistico-culturali, facendo anche delle linee di spesa comune, delle azioni comuni che vedono le imprese, gli enti, le amministrazioni che presentano progetti appunto di carattere culturale e turistico abbinati possono avere, direi, qualche soddisfazione in più da queste cose che prima non c'erano. Proprio perché in Regione Veneto abbiamo moltissime iniziative che per fortuna hanno un indotto culturale e turistico che è tangibile. L'Arena di Verona, la Biennale, anche la Fenice hanno un indotto che viene creato per gli avvenimenti che loro per fortuna fanno di grandissima qualità, che portano un turismo che altrimenti non verrebbe in Veneto. Per il turismo e quindi anche la cultura, 55 milioni di euro di investimenti, che cosa vuol dire? Perché mentre la sanità l'investimento è secco, non è che produce a volano, per il turismo 55 milioni possono produrre a livello di sviluppo economico per la regione cosa? Così. Approfitto sempre della sua conoscenza dei numeri. Io direi che sarebbe bello mantenere quello che abbiamo, siamo la prima regione turistica d'Italia con 60 milioni di presenze ogni anno, che ha anche il maggior numero di turisti stranieri che vengono nel nostro paese. Forse quest'anno potrebbe essere che la Lombardia con l'Expo qualcosa ci si avvicina, però ripeto, questi sono numeri per noi importanti. È la prima azienda, primo volume come quantità di risorse che vengono messe in moto e che vengono anche attratte dall'estero nella nostra regione. 55 milioni possono generare un volano di investimenti o di iniziative che possono quadruplicare quello che viene investito. Noi lo facciamo spesso quando finanziamo ad esempio gli eventi sportivi, siano essi il Giro d'Italia o i mondiali a Cortina. Normalmente queste cose che però hanno un grande ritorno sia di immagine ma anche di pubblico, queste arrivano rispetto all'investimento fatto anche a decuplicare poi l'indotto, che invece ha un ritorno 10 volte appunto maggiore dell'investimento fatto sul territorio, per presenze, per pernottamenti, per acquisti, per enogastronomia che viene messa in moto in quei giorni. E quello è tangibile perché riesce a misurarlo rispetto all'evento che viene fatto. Occupazione e formazione, dove si possono trovare delle risorse? In Europa? Perché anche questa è una voce importante, sì, perché ci sono tanti disoccupati anche in Veneto, anche se per fortuna il trend è in leggera ripresa. Per fortuna, grazie ai nostri imprenditori sicuramente, magari grazie anche a qualche azione fatta con Veneto Sviluppo, grazie al buon utilizzo dei fondi per la formazione che vedono, nonostante qualche critica nasca ogni tanto, vedono comunque un sistema di formazione iniziale o quello dell'obbligo che dà risultati, specialmente nella formazione professionale, abbastanza diciamo confortanti. Direi confortanti, ma anche con una risposta da parte delle aziende interessante. Cioè noi misuriamo chi viene e chi partecipa a questi corsi e poi il ritorno e la velocità con cui trova un impiego
lo misuriamo con numeri che per fortuna ci fanno ben appunto ragionare sia per il futuro ma anche per come sono stati spesi i soldi impiegati, mentre altre regioni, ad esempio sul Fondo Sociale Europeo, l'FSE, che finanzia questo tipo di iniziative, altre regioni hanno avuto un calo, noi siamo riusciti a mantenere, anzi a innalzare di qualche milione anche in questo caso i fondi, proprio perché abbiamo dimostrato che i soldi spesi in Regione Veneto danno una risposta poi lavorativa in termini molto più elevata rispetto ad altre regioni. Quanto è importante anche per organizzare i corsi di formazione ascoltare le necessità delle aziende, perché le professioni cambiano e quindi non è che uno può avere uno stereotipo ingessato di formazione professionale. La mia collega che si occupa di questo tema ha un tavolo, che è il tavolo con le categorie economiche e con i sindacati che partecipano insieme appunto anche ai soggetti che gestiscono la formazione, quindi avere imprenditori, forze sindacali che parlano direttamente attorno alla stessa tavola di quello che è proprio in quel momento l'esigenza o la necessità dal punto di vista imprenditoriale o anche lavorativo, fa sì che chi fa i corsi è sempre aggiornato delle esigenze e riesce a tarare anche appunto la formazione mirata alle esigenze delle aziende, siano esse artigiani o grandi aziende, e anche con il riscontro con i sindacati, quindi è un tavolo che dà i suoi risultati proprio perché tutti i soggetti parlano alla stessa maniera, allo stesso tavolo, la stessa lingua. Ultime due domande, abbiamo pochissimo tempo. Ci sono i ragazzi del Movimento 5 Stelle per la prima volta in Consiglio regionale, come si comportano? Beh, il rapporto è assolutamente positivo, sicuramente è per loro un periodo di rodaggio, però ho visto persone di assoluta buona volontà che stanno capendo il ruolo del legislatore, fanno anche molte iniziative di carattere, chiamiamolo, ispettivo, con interrogazioni, con iniziative che appunto... Sono un pungolo, insomma, un pungolo onesto e costruttivo? Ma definirlo un pungolo sinceramente non mi pare che siano appunto una spina nel fianco della maggioranza. Ho visto in molti casi anche un rapporto di collaborazione, l'iniziativa ad esempio che mi ha visto primo firmatario, quella dei referendum contro le trivellazioni Adriatico, ho visto da parte loro un'attività per cercare di implementare ulteriormente questa... Quindi ci sono punti trasversali di condivisione. Quando fra le persone c'è il buon senso e c'è, mi auguro, l'obiettivo sempre alto di dare una risposta ai cittadini del Veneto, penso che appunto si trovano benissimo battaglie comuni, iniziative comuni, leggi comuni da fare. Abbiamo visto in questi primi mesi in molti casi anche voti trasversali ad appoggiare appunto leggi fatte che mi fanno ben sperare per anche i prossimi, mi auguro, anni. Ripeto, anche il Movimento 5 Stelle si sta comportando in maniera assolutamente positiva. Tornando alla cultura, lei ha un obiettivo personale di attenzione a quella che è la storia dell'esilio di Giuliano Dalmati, un impegno che intende portare avanti, e non solo forse per questa pagina, ma un po' per le pagine della storia, della nostra storia un po' oscurate e non trattate adeguatamente. Sì, io veramente ho paura dei negazionisti e di quelli che vogliono nascondere vicende sicuramente dolorose, ma che hanno segnato da vicino terre a noi molto vicine e cittadini che in questo momento invece sono in grande quantità in Regione Veneto. Quindi su questo tema la vicinanza ad associazioni degli esuli, ma anche all'Unione Italiana che è presente in Istria e Dalmazia, appunto ora territorio sloveno e croato, anche momenti di avvicinamento che non era sempre semplice fra i rimasti e chi se n'è andato in quegli anni, sta veramente facendo sorgere una qualità di lavoro e una qualità di rapporti che mai era avvenuta negli anni scorsi. Quindi è un lavoro che dà anche soddisfazione, ricevo da questo sinceramente anche molte, chiamiamole, riscontri positivi. Quindi sarà una cosa che mi impegnerà anche nei prossimi tempi, perché ripeto è una cosa che va assolutamente fatta per non dimenticare. Non abbiamo più tempo, ringrazio Roberto Ciannetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, ringrazio voi, ci rivediamo con la prossima puntata di 7 in Punto, arrivederci.